dico una sola cosa, che qualcuno può arrivare anche a questi estremi. È l'esasperazione, secondo lo sceriffo di Treviso, la vera colpevole del gesto di lunedì mattina nella filiale di Veneto Banca di Borgo Treviso a Castelfranco. 7.300 euro arraffati dalla cassa come risarcimento per 10.000 euro in azioni che Ivan Favaretto, 35 anni meccanico con qualche soldo da parte, non riusciva a farsi rimborsare. Esasperazione per quelle promesse di direttori mai mantenute. Preso al nervoso, gli ho detto dove sono i miei soldi e l'altro mi ha detto stai tranquillo, te li diamo. E continuava, fino a che ho detto vabbè sono qua, dateli e insomma c'era la cassa libera, sono andato a prendermi. Esasperazione accompagnata anche da un senso di indifferenza da parte di chi invece avrebbe dovuto ascoltare. Sabato sono andato alla riunione, sono arrivato alle 10, sono stato alla fine mezzogiorno ad ascoltare sto maxi schermo, sto video registrato. E dopo 2 ore ho detto vabbè, vediamo se mi fanno votare e ho detto no, bisogna aspettare, sono andato a casa. È una pagliacciata. Ecco il perché della rabbia, la stessa di molti altri risparmiatori, che poi è il perché della sorveglianza presente da qualche giorno in diverse filiali di Veneto Banca della provincia. Una forma di violenza che però, secondo Gentilini, non porta a nulla. Io non approvo questa forma di reazione, ma però la magistratura non deve colpevolizzarlo, ma deve dargli tutte le attenuanti del caso. Si devono percorrere le strade della legge, perché farsi giustizia da sé non è certamente un credo secondo Gentilini.